nella pianificazione regionale del turismo ogni grande evento nel capoluogo di provincia. Oggi a Gorizia, Augusti di Frontiera, è stato ricordato il grande ruolo pianificatorio e di sostegno della regione per questa manifestazione. Siamo alla 13ª edizione, però devo dire che il salto di qualità è stato notevole. Si tratta di un'edizione importante, con ospiti importanti, con tanti stand, anzi da quello che dice l'amministrazione comunale abbiamo raggiunto un record storico, ma soprattutto siamo riusciti a rendere questa iniziativa un'iniziativa di tutta la regione, di Gorizia in particolare, e soprattutto riusciamo a tirare fuori quella che è la vocazione naturale di Gorizia, cioè la Mitteleuropa, la possibilità di guardarsi come porta verso l'Oriente, verso l'Est, ma allo stesso tempo anche capace di creare quel ponte di cui abbiamo tanto bisogno, tanto più oggi. Lo facciamo con iniziative che parlano di cultura del cibo, e che forse è il modo migliore davvero per stringere relazioni. Presidente Bolsonello, Augusti di Frontiera, oggi il Sindaco Romoli ha ricordato l'importante ruolo suo nel far crescere questa manifestazione nella grande collaborazione della regione. Più che mio è proprio l'insieme del lavoro fatto in questi 3 anni con l'amministrazione comunale di Gorizia, assieme a Promoturismo da una parte, ERSA dall'altra. Siamo riusciti a guardare oltre a quelle che era l'impostazione classica di questa manifestazione, che era già importante, molto importante di suo. Abbiamo voluto inserire un livello di qualità più elevato, nel senso che abbiamo cercato di far capire che all'interno di una manifestazione di popolo c'è la possibilità anche di educare, quindi di avere la capacità di leggere percorsi enogastronomici da una parte, e dall'altra di dare possibilità a chi vuole avvalersene del godere di cibi, di vini che in questa regione sono straordinari. Ecco, quindi cibi di frontiera sicuramente da una parte, vini di frontiera dall'altra, perché ricordiamo che qui abbiamo il Carso da una parte, la Berda dall'altra, e abbiamo il Collio da una parte, la Berda dall'altra. Insomma, l'insieme di questo territorio che viene letto in questa manifestazione, una grande manifestazione che cresce di anno in anno e che dà grandi soddisfazioni. Presidente, la capacità della regione di pianificare un grande evento in ogni capoluogo, questo è strategicamente importantissimo. Sì, questo è importante perché noi abbiamo i 4 capoluoghi che sono frutto di territori profondamente diversi gli uni dagli altri, e nello stesso tempo quindi capaci anche di proporre al pubblico manifestazioni completamente diverse, ma che diventano a questo punto un tutt'uno come offerta turistica del Friuli Venezia Giulia nei confronti di chi vuole essere ospiti di questa terra.